Si cerca di trovare una soluzione ragionevole in Europa per la soluzione del problema degli immigrati. Attualmente il peso dell'accoglienza ricade tutto sull'Italia, in particolare sulle nostre coste siciliane. Una soluzione che ha visto anche posizioni forti e radicali del neoministro Salvini, che ha cercato con il rispengimento della nave Aquarius, con un centinaio di immigrati a bordo, di far scoppiare il caso e destare così le coscienze degli altri Stati europei. Così la nave è sbarcata in Spagna e il neogoverno ha accolto i migranti. Successivamente anche l'isola di Malta ha finalmente aperto il proprio scalo per accogliere la nave Lifeline con a bordo 234 migranti che vogliono approdare in terra straniera alla ricerca di un futuro migliore. Nel frattempo i vertici delle 28 nazioni europee si sono riuniti ieri a Bruxelles e dopo una lunga ed estenuante trattativa, per l'Italia era presente il nostro capo del governo Conte, si è firmato un documento comune sull'immigrazione basato sulla volontarietà, tutti disponibili in teoria, ma in pratica il problema resta principalmente all'Italia, essendo nazione di prima accoglienza. Intanto come si vive questo momento da parte di chi opera quotidianamente nel settore dell'accoglienza? Lo abbiamo chiesto a un operatore del settore, il dottore Milagnello, dell'associazione Aquarinto. Una valutazione su quello che sta succedendo per ora nell'Europa, la Sicilia al centro dell'attenzione con tematiche portate avanti dal Ministro degli Interni Salvini, una valutazione vostra da operatore del settore? Il Ministro Salvini sta alzando la voce contro l'Europa e contro gli altri paesi che in realtà hanno un po' disertato quello che era il programma della ricollocazione dei migranti che era stato sottoscritto e avviato circa un paio di anni fa. In effetti i paesi europei, gran parte dei paesi europei si sono sottratti a questo accordo. Per cui ecco, aprire un dibattito, certo magari le maniere sono un po' particolari, però aprire un dibattito nuovamente e riporre l'attenzione su queste tematiche a livello europeo per una condivisione maggiore, io non lo trovo negativo evidentemente. Certo, determinati fatti come quello successo con la nave Aquarius e quelli che si stanno profilando in queste ore, ecco, magari possono essere diciamo, gestiti in una maniera diversa, ma riaccendere il dibattito su queste tematiche per una condivisione lo trovo ragionevole.